E quest'ora qui non sta via stella, è l'ora di giocare. E l'ora non parla. Parti è l'ora di... Zabianton. Allez, giochiamo. Salute a tutti, ringraziabili secondo noi non via stella, felici di ritrovare come tutte le sere per giocare insieme ai Sabiantoni. Accogliamo le nostre squadre di stasera, i giovani agricoltori di Ucismonte, Sabrina, Aurora e Florence. Salute. 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 Qual è chi mi parla appena di sta squadra? Allora, tocca a me. Allora, siamo agricoltori e siamo un sindacato di Ucismonte e i giovani agricoltori. Siamo rappresentati oggi da tutti e tre. D'accordo, Indoseti, Palasca. Murado. Sant'Ubedo. Ecco, giocate stasera contro una squadra e di Guligiani e di Professore, un collegio di Porticcio. Salutiamo a Anne-Louise, Flora e Stefano, salute. Giocando anche con il collegio di Porticcio posso rammentare che così che tutti i marcori c'è una giustra tra i collegiani di Accorti Casana, ma riceviamo quanto tanto Professore e Guligiana, dunque anche Flora. Qual è che mi parla della squadra di collegio? Siamo venuti per giocare e per passare una bella stonda con voi. Due professori dunque, Anne-Louise e Stefano e una guligiana Flora che ha partecipato a questa giustra dei guligiani. Dunque, secondo te, 1, 2 e 3, tre professori per me stasera, un qua messa bientona a me. Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Un c'è moi, qua Raffica. A Raffica ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande e pigliate non tu funzo. Il primo che piglia è lui che risponde, rispondete bene e pigliate 20 punti. Prima domanda. Cerchiamo un nome di Suvium di Ucismonte, nasce in San Pedrone per lampassi in piaggia di Taccia. Parliamo di C'est bon, vas-y. Simon Ucismonte, allez, se ti vuoi che ti picchiato, dunque mi rispondite? Hai detto? Un nome di Suvium. Ubeinco. No, Fiume Alto. Fiume Alto. San Pedrone qua su. Ah oui, San Pedro. Si comincia pianamente bene, ma si comincia con tutto. Sa francesa è morta in 1997 e è a prova soprana di più e a Varsona di un mondo. Parliamo di Jeanne Calment? Jeanne Calment, risposta 1. 122 anni, via, quando è morta. Era nata in 1875, mi pare. Cerchiamo un nome di suo scrittore corso che ha esciuto il suo ultimo libro, Massacre des Innocents in Dirt Sud, in gennaio di 2018. Parliamo di Marco Biancarelli. Marco Biancarelli, un mica professore di corso, no? Appena. Risposta 1. È il suo secondo romanzo pubblicato in Dirt Sud. Dunque si fa il terzo, mi pare, mica il secondo. Suvalu fu creato da Vilmo Zorba le Grec in 1965. Parliamo di Suvalu. Ualu, chi viene da film Zorba le Grec. Casaccio? Kazachok. Quasi. So piuttosto i russi, Kazachok. No, le Sirtaki. Ah, ouais. E lì stessa, quanto è vecchio. Lui che usirta chi di noi, qui è stato quasi inventato. È stato inventato per l'occasione, perché erano abbiato un ballo tradizionale, l'hanno accelerato e dopo Anthony Quinn si vede come lui aveva usirta chi. E ora è diventato una moda. Et dopo i 65, tutti i turisti vanno là. Si, voilà, on peut danser du traditionnel. J'adore le Sirtaki. Si, voilà. Anche il Murado, Allora, chi faccio il pastore quando con la bande in pascoli montagnoli? A Montagniera. Allora, ci ha domandato un settimica professore, un settimica agricoltori, no? No, manca appena. A Montagniera, la transhumance, dunque, risposta 1.
chiedere a Gibue Deli qual è che ha scritto questa bella canzone. Avidetta. Chi l'ha scritta? A chi l'ha scritta la so, ma di Avidetta chi la canta. Avidetta chi la canta, di Marcello Acquaviva, di la quale, che ha scritto su allo testo, non Una scora sul mare. J'ai explosé le plaisir. Meraviglia questa canzone. Voilà. proprio un bel viaggio avevamo, comunque. Allora, se ti Le tocca Sertacchi ce l'aveva. 20 punti con tu, che è in testa con 40 punti. Bravi! Continuiamo e giochiamo a varia via. A varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte, così rispondete bene, così pigliate 20 punti. Se vi sbagliate vi cacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Abbiamo da cominciare a giocare con la squadra di giovani agricoltori di Cismonti che però siete giusti in darito. Dunque cominciamo con voi. In che squadra inglese di gioco a Vallò ha giocato 3 anni un portiere iacino Patrice Luzzi? Allora, su portiere ha giocato in Chelsea, Manchester United o Liverpool? Allora, on vote aussi tout, hein. No. Là, giù, Liverpool. Liverpool. Ne siete sicuri? Yeah. E se la poule po' risposta una. C'est bien. In 2002 Laurent su portiere ha giocato poco, ma è stato 3 anni in Liverpool. E mi ha fatto un scontro solo. Contro solo, Dopo- formato dopo una si- Ma l'ha per fatto, tutto a fare una carriera internazionale e in 3 anni ha giocato una volta. Ma con tu che è stato formato a UGFCA in Ajaccio. Ah, yeah. E dopo essere andato in Monaco e poi ha cominciato a professionale all'ACA. Voilà, così sapete tutto. Ma ora sapete che l'ha giocata a Liverpool. Sì. È dell'importante. La sabia da boia lontano. Ami penso. Tocca a noi, Porticcio. Come si chiama lo stretto tra a Sicilia e a Calabria? Allora, su stretto si chiama o stretto di Siracusa, o stretto di Gorgona o stretto di Messina. Per passare da Sicilia. Alors, le nom de ce détroit qui sépare la Sicile de la Calabre, c'est le détroit de Syracuse, le détroit de la Gorgone ou le détroit de Messine? Quello di Messina. Messine. Ma sicuri, ma mica troppo, eh? È lo stretto di Messina. Di Messina, risposta buona. Quando è così in Messina, Sicilia, fate 3 chilometri a Teluccio e andate in Calabria. Allora, a un momento dato c'era progetti di ponti, infine, un'epoca da fare a mafia, quella civile, già ricca e Carcassoli, ma in fin di conto hanno abbandonato i progetti, ma di passate con il draghetto e andate 3 chilometri so pochi, andate da Sicilia a Calabria o viceversa. Allora, dopo Sirtaki cerchiamo un altro ballo. Sto ballo tradizionale catalano. Si va in tierci, parliamo di... Allora, un ballo che si va già parecchi in Cerchio, a Sardana, le Riera o a Ulega. A Viluga, pardon, scusate. Les jouets, ça me parle, non? Catalan. Catalan. Ouais. Sardana, Non? Riera o Beluga. Dans son cercle. Je crois que c'est ça. Hererou et... Ne mettez pas là, mettez où? Ereu Riera. Voilà, Ouais. c'est ça. Io penso che conoscete Caterina Riera, ma mica Ereu Riera, Di mica... perché non è Micaela. Ah, ma allora. Ah, A Sardana. A Sardana. eh no. A Zardane. Ah, A allora. Sardana, un ballo Fabiana. gadalano. Allora io voglio contare un fatto. O conoscete o brevetto bonnet? Sì. Bon, è del Nostro conosciuto, amico. nostro amico, no, mica nostro amico. Dunque, quando prima io andavo in corso, era a Perpignan e le rabbiata l'idea tremenda di cacciare sovvenzione a tutti gli assoggi che in delle attività mettiano il gadalano.
Fageghi è stato inondato di carte postali scritte in catalano e a popolazione particolarmente quelli là soggi e poi tutti quelli che facevano parte della soggi anche a popolazione hanno fatto una sardana immensa dunque su all'untondo hanno tornato tutta la prefettura ballando a sardana su allo ecco. E così, d'après sa mia sovvenzione, la Lagarde è un bel modo in nous ballando di rivendicare i suoi diritti. En tout cas, Bonnet, c'était un visionnaire. Hein. Bello, hein? Il savait déjà mettre le feu aux poudres à l'époque. Ah. Allez, continuiamo. L'ultima domanda di Savariaia. Qual è l'autore di abitura o trionfo di religione, le triomphe de la religion di cattedrale d'Ajaccio? Allora, sarà Claude Monet, Eugène Delacroix o Jacques-Louis Gros. O trionfo di religione. Une toile conservée en la cathédrale d'Ajaccio. Monet. Claude Monet. Ah, il y avait une chance sur 3 et non. Eugène Delacroix. Eugène Delacroix. Salute. C'est pas mal ça. Hein? Allora, Guidinucci di una bella storia perché chi all'epoca dunque a cattedrale in Nantes confiedia su trabalho ao pittore Géricault, che era assai conosciuto di più che Delacroix, che era un giovane pittore che cominciava. Faccia che Géricault si dice, io non ho mica dava qui, o de radio a fa a un mostaziante e o da a fa a Delacroix. Dunque, ma a della Vinida, dunque in 1821, Nantes, a chiesa di Nantes, a cattedrale, dice non ne volevamo mica. E allora un sope, come s'abitura è giunta a Ajaccio in 1827, si sentivano tra biscoati. Ma Géricault aveva quantunque zivraduello, abitura. La fatta va, ma zivraduello. E giunge qui e in 1842 mi pare escolinato l'affare di a Valsa Zivra Nanta abitura. Faccia che noi in Ajaccio avevamo un Delacroix, quantunque. Bon, quantunque siete sempre tocca a tocca, 40 punti, 60 punti, dunque però tutto va bene. Allora, voglio salutare, posto che il collegio di Porti, tutti i vostri sostenitori, sono in un pubblico stasera, una parte di un collegio di Porti, saluta, ringraziabili secondo noi. E c'è di nuovo il collegio di Portivecchio stasera con noi, due collegi che partecipano alla nostra giostra di Sapientoni, di Deloni, tu di Marcuri. Continuiamo a giocare e ora è l'ora di a trappola. A trappola, basta pigliare le domande dei nostri candidati e poi arrêtare a fare cascare l'altra squadra in questa famosa trappola. Bon, se li rispondono bene, pigliano 40 punti quantunque, Ma se non hanno mica risposta, ripigliate 20 punti. Allora, C'est gagnant-gagnant, quoi. Allora, Suonerebbe, allora. E durano. Dunque sono i giovani agricoltori. E giusto appunto, in che annata fu creato il liceo agricolo di Uborgo? Ça s'appelle questa qui di noi, On peut avoir È trois facile. oui, quando lo si sa. In Come che annata fu creato il liceo agricolo di Uborgo? Sarà l'anno 90, Yeah. qualcosa. 92. Yeah, sto voi. Au hasard, Il 92. 92, Yeah. A poco preso, Poco preso. A 30 anni, qua c'è 30 anni preso. 1962. 62. Bon, bello regalo, l'autre était plus facile. Ma attenti a questo, una qui. Ah ouais, vabbè. Vedremo. Dunque, Dio collegio di Porticcio. E per questo chi non demo, ci non demo, Bonivazio. Logico. Quanti scalini ci sono in da scala di un re d'Aragon in Bonivazio? Oh. Je ne les ai jamais comptés. On a manqué, ouais. Moi, je prends l'ascenseur. Quanti scalini ci sono in da scala di un re d'Aragon in Bonivazio? Donc, allora. Non, Aurore, c'est par qui che si passe alla fare. Voilà. Poco preso? Allez,
ditemi un cifro, allez. A 300. 350, Quanto? 350. 450. Mi è calcolata. 450. 3 giorni per là, No, 187. Allora. La montagna. No, c'est vrai que vu d'en bas, c'est... So scalini alti, come li vedi a Nudan, sapete? Scalini E alti. avevano anche giù che facevano i scaloni. A posto. Allora, E ci sono sempre questi 20 punti, 60 punti, 80 punti. Sempre in testa un collegio lì, porticcio. Ma va, tocca giocare o sciapacapo. E un nostro sciapacapo di stasera, cerchiamo una personalità conosciuta, ben intesa. 4 indizi, avremo indizi, dai un'idea, poi non tu funzi, fate una proposta e così pigliate 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ascoltate bene, il primo indizio di Patrizia e se avete un'idea, fate una proposta, un perdite in onda. Allez, ascoltate. Allora, nanta uecchio, qua su, a nanta uecchio c'è un ponte Pagioni, un ponte nuovo. Anche ad un ponte che porta un nome, ma in Montpellier. Infine, non l'hanno mica fatto per me, ma per un omonimo che è stato un mere in stagida. Eiffel. No, non cerchiamo mica Eiffel. No. Un altro indizio va a 50 punti. Se l'era una serie americana, la nostra vita sarebbe Dynasty. In de noi la trasmissione si fa di maniera radicale, da generazione in generazione. Un bello indizio, mi si pare. sicuro. S'il y a une série qui devait retracer notre vie, ce serait Dynasty. Et chez nous, la transmission de génération en génération, elle s'opère de façon radicale. Alors, un altro indizio, pas 40 punti. Le nostre rai che so in Santa Lucia in Mercurio Zuccarelli. Ma continuate l'indizio? e un primo sì. mandato era in un cantone isermano. Dopo mi sono messo in i bassi di un mosogero e sono diventato un mere di Bastia. Ouais. Edite Zuccarelli. Parliamo di Ubabo, di Missiadi, Uguale. qual è su Zuccarelli? Qual è Sono su? parecchi. Dunque, Ah, dopo mi sono messo in dei bassi di un mosogero e sono diventato un mere di Bastia. Dunque si è messo in dei bassi di un mosogero. C'est Jean. Jean. Jean Zuccarelli. Perché c'era di noi mille, mais bon. Ma il y avait Jean Petit, Jean Grand. Jean. A été fatta una bella scelta, Jean Zuccarelli, le grand-père. Diello, risposta una. E io posto Ghidiera Usogero, Demil Sar, Ghidiera di Giamere di Bastia, dopo c'è stato Jean, dopo Emile, dopo alla proa da Dorna Jean, ma non ce l'ha mica fatta per Hawa. E dunque per questo Ghidi è una vera dinastia, qui di generazione in generazione sono stati meri. E c'è un mere in Montpellier giusto appunto che si chiama Jean Zuccarelli, Ah. e chi dirà prima di aver, e che è stato un mere di noi, mi pare una volta degli anni 30 e dopo degli anni 50 un'altra volta. E un ponte si chiama Jean Zuccarelli, ma mica beh Zuccarelli, un nostro. Per l'astro. Grazie a Dio. Bon, 70 punti Dirà quantunque, ma i nostri sabiantoni sono quelli che rappresentano un collegio di Porticcio. Bravi, bella partita, ci siamo campati, ma i regali, sapete, ce n'è per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco che così che lo si compie l'affare. Bella squadra e l'agricoltore di no, bella partita, vi dico. Volete sciacamare le nostre belle squadre di stasera e a me Sapientone, a me Buonasera. Patrizia Catacega. Da qui una stondetta l'informazione non sta via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco e basterà per stasera. Allez, ciao.
prima.